Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere siamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata città. Allora, ho distrutto un attimo il ponte che c'era qui sulla sinistra, che era praticamente inutile. Mi avete consigliato di spostare la stazione della polizia e la caserma dei pompieri per rendere il servizio più diciamo disponibile a tutte le altre persone che si ritrovano in giro per la città. Vediamo un po' come vanno le cose qui. Qualcuno mi ha detto anche di migliorare questa zona ad alto reddito. Intanto qua ci sono nuove ville pronte, perfetto. Cosa succede qua? Morti al giorno 8, molti problemi di salute. Espande il tuo sistema operativo per curarne tutti. Ok, vediamo di aggiungerne un po', vediamo come va. Qui, ok, ci mettiamo un nuovo centro qua dietro. Sì, qualcuno mi ha detto è inutile aggiungere per esempio un unico ospedale per tutta la città, un'unica clinica. Devi mettere più, come dire, servizi per riuscire a coprire tutta la città. Adesso vedremo ragazzi, facciamo una prova seguendo appunto queste indicazioni. Quando avrò più soldi sposterò le stazioni di polizia e quella dei pompieri in modo tale da coprire più o meno tutta la città. Allora, le ho messe tutte qua vicino una accanto all'altro per cercare di sfruttare al meglio questa zona, visto che non ci sono case. Allora, facciamo un'altra cosa. Come va a livello energetico, a livello d'acqua, a livello perfetto. Vediamo qua, la spazzatura va per adesso bene. Ok, cosa serve alla città? Vedo che c'è una domanda commerciale molto alta, quindi è meglio aggiungere qualche negozietto in più. La villa del sindaco mi avete detto di spostarla perché questa ragazzi non è la villa, è la casa del sindaco. La villa la aggiungeremo più avanti. Tra un paio di minuti aggiungeremo intanto una nuova zona per il municipio. Allora, che cosa dovevamo fare? Vediamo se riusciamo a fare. La domanda commerciale è alta, quindi vediamo un pochettino di sfruttarla. Qui intanto aggiungiamo delle case. Perfetto. Questi sono dei nuovi negozi che abbiamo messo. Ci sono solo 2 zone commerciali, anzi 3. Come potete vedere sono poche rispetto al numero degli abitanti. E adesso cerchiamo di aggiungerne un paio. Aggiungiamo qua una strada. E adesso con la mano libera scendiamo verso il basso e andiamo a creare un nuovo centro commerciale qui. Perfetto, questa zona la lasciamo per adesso. È una città che sta prendendo una piega un po' strana, qualcuno me l'ha detto, però lasciamola per adesso andare così. Bene ragazzi, andiamo a dare un'occhiata adesso immediatamente alla grande opera. A quanto pare nessuno ha già iniziato i lavori, siamo ancora tutti fermi come potete vedere. Da quest'altra parte sono fermi i cantieri, ancora nessuno ha iniziato a progettare per una grande opera. Qui pure sono fermi, quindi per adesso siamo tutti pari, diciamo. Stavo pensando una cosa, c'è qui una città che è ferma, Sicil 1926, e si collega, diciamo, il proprietario in questa città, ma non gioca. Cioè si collega, se la cava bene. Io voglio andare a vedere che cosa c'è, perché è da 3 giorni, 4 che vedo 50.000 dollari fermi lì e poi diciamo non gioca. Cioè si collega nella città, ma non fa, diciamo, non costruisce nulla. Forse è un ragazzo magari che ha reclamato questa città, visto quanto era impossibile costruire qua su, e l'avrà, diciamo, non l'avrà abbandonata, però si collega ogni tanto. Cioè, qua è impossibile, hai ragione. Guardate un po' come, forse ho capito perché non si collega. Però ci sono ottimi giacimenti qua di minerali, carbone e tutto il resto. Questa può venire un'ottima città. Come dire, visto che ancora non l'ha iniziata, puoi abbandonarla tranquillamente. Se vuoi la reclamo io oppure qualcun altro. E qua facciamo una città, mettiamo solo 2 miniere e basta. Perché qui ha ragione, ovviamente. Se è questo il problema, non si può costruire una città, ragazzi. Veramente, guardate che città ne viene fuori. C'è una strada qua che è una coltivazione a terrazze. No, qui ovviamente si può costruire, ma neanche una città, una miniera si può mettere qua. Un'unica miniera, qui e basta. Qui il municipio, una città miniera. Ecco perché penso che non l'abbandona. Cioè si è collegato ma se n'è andato dalla città, perché appunto è una pessima zona. Quindi se guardi il video, non abbandona la città, qualcuno di noi si collegherà in quella zona e gli metterà un paio di miniere e basta, per aiutare la grande opera, nient'altro. Perché altrimenti così, diciamo, quei minerali potrebbero essere sfruttati. Quindi mi raccomando, 15.000 abitanti. Ci sono problemi di energia? No, non ci sono problemi di energia. Stiamo vendendo un po' di energia eolica al Cumenda, che si trova dall'altra parte.
Perfetto, vediamo qua come vanno gli affari alla grande, sta crescendo tutto, l'industria ha gonfie vele. Stavo pensando un'altra cosa, volevo... Sì, volevo fare un'altra cosa interessante. Tagliare qui e andare a mettere le industrie qui ed eliminare queste. Appena verranno sviluppate altre 4 industrie, queste le rimuoveremo per stare più tranquilli. Allora, la domanda commerciale si sta pian piano riducendo. Volevo mettere l'università per riuscire ad andare avanti in questo settore, 88.000 dollari. La voglio mettere in una zona adatta, per esempio qui va bene, abbiamo scavato un po' il terreno. Perfetto. Come vanno con i crimini? Va bene. Vabbè ragazzi, qua non importa se abbiamo messo questi 3 uno accanto all'altro, copriranno tutta questa zona. Poi qui ne metterò altri. Va bene, ci siamo. Facciamo qui una stradina. Non possiamo. Ecco qua, tagliamo così. Perfetto. Inizia il progetto di ricerca, ok, adesso le metteremo piano piano col passare del tempo, quando le persone andranno a studiare più rapidamente. Intanto qui adesso miglioriamo le strade per la densità. No. Qua stanno sorgendo altre industrie, media, perfetto. Penso che servirà un'altra pala al più presto. Intanto volevo vedere qua come stavano andando le cose. C'è qualcuno che ci manda... Che cos'è questo? L'aeroporto? C'è l'aeroporto. Ha bisogno di petrolio greggio, diciamo che è poco ma buono, come dicono tante altre persone sul canale. È una città molto potente, a 3 milioni di dollari e oltre. Il Kumenda già è 1 milione. Io sono un po' più indietro perché, diciamo, ho giocato poco in questi giorni. Ho giocato sì ogni giorno ma pochissimo, quindi ecco perché penso di continuare a giocare anche da solo senza il video, perché se no non arriviamo più qui. Allora, un'altra zona commerciale l'ho messa. Questa strada la convertiamo in strada ad alta densità. Questa, media densità. Volevo vedere a livello di reddito se stanno crescendo le persone. Ecco, mi sa che qua già possiamo. Vediamo. Ancora no. Manca un pochino. Ancora qua le persone si stanno un po' migliorando. Qualcuno mi ha detto anche nei parchi formali che ci sono cose interessanti. Tipo, ecco, queste piazze del millennio. Per riuscire ad incrementare la felicità. La felicità residenziale è alta. Il problema è la sanità, a quanto vedo. Va bene, visto che qui è pieno, mettiamo un'altra clinica. Seguiamo il consiglio di un ragazzo che mi ha scritto e aggiungiamo un'altra clinica in una zona magari più in alto. Vediamo, mettiamola in una zona un po' più adatta. Qua non voglio sacrificare case. Ecco, per esempio, possiamo metterla. Sì, qui. Ok, un'altra clinica per riuscire a coprire anche questa zona. Vediamo un po'. Perfetto. Cercasi personale. Adesso vedremo di recuperarli. Forse la devo mettere un po' più al centro, però per adesso lasciamola qua. Ok, cosa serve? Ancora domanda commerciale. Qua le... Sì, cosa succede? Sì, questo lo sapevo. Però ancora no. Ancora domanda commerciale alta. Vediamo cosa possiamo fare. Aggiungiamo un'altra strada qui e mettiamoci qua un paio di negozi. Perfetto. Ovviamente questi sono dei negozi a bassa densità, no, a media densità, a medio valore del terreno. Beh, ottimi. Andiamo ad aggiungere questa sorta di parco. No, questo parco qua non va proprio. Problemi di energia. Aggiungiamo un altro paio di pale. Questa è ferma. Perché è ferma? Mettiamone una e 2. Perfetto. I pompieri riescono a entrare in gioco molto rapidamente. Criminali non ce ne sono. Morti al giorno. Qui la clinica l'abbiamo riaperta. Vediamo se riusciamo a prendere le persone molto rapidamente. Ok. Miglioriamo il municipio. Perfetto, velocità. Cos'è quell'odore? L'industria vuole continuare ad espandere le fabbriche. Ecco qua stanno crescendo ragazzi molto ma molto rapidamente. Benissimo. Gli studenti riescono già ad arrivare abbastanza velocemente. Ok. Stavo pensando a cosa fare, perché la città ha un aspetto un pochettino strano. Diciamo che ci sono dei posti, cioè, come dire, questa è tutta zona residenziale, è venuta bene, però qua un po' poi
è andata un po' meno perché il quadrato è stato raggiunto, diciamo. Vediamo un po' qui. Ecco qua la chiesa. Queste zone dovranno espandersi per accogliere più cittadini. Più di questo non posso fare. Vediamo da questa parte. La clinica è piena. Mi sa che l'ho messa in una zona un po' strana, maledizione. Mettiamola in mezzo, dai. Sì, sì, basta. Sacrifichiamo un po' di case, però vediamo un po'. Ecco. Vediamo di metterla, per esempio. Rimuoviamo questo parco e andiamo ad aggiungere la clinica. Potrebbe essere una buona idea, perché mi sembra che la clinica aumenta il valore del terreno. Infatti, medio livello. Però non so fino a che punto. Infatti, lo so, con sti spazi è sempre un problema. Dove la possiamo mettere? Vediamo un po'. Mettiamola qua, dai. E basta. Mettiamo qua la clinica. Vediamo di spendere tutti sti soldi con queste indecisioni. Ecco, così riusciamo a coprire un bel po' di persone. Cercasi personale. Adesso qualche medico arriverà. Ok. La scuola elementare, ragazzi, è piena, come potete vedere. Vediamo un po'. Sì, sì, le fermate degli autobus ci sono tutte. Perfetto. Stavo pensando a come espandermi. Ecco, le industrie si stanno migliorando. Stanno migliorando a livello tecnologico. L'università sta crescendo. Ok. Cosa possiamo fare, ragazzi, con questi soldi che abbiamo? Volevo dare un'occhiata. Ecco qua. L'accademia potrebbe essere qualcosa di interessante. Però la volevo mettere in una zona, diciamo, che non dia fastidio. Ecco perché ho lasciato tutte queste aree vuote. Qua dobbiamo sfruttare l'energia. Quindi mi sa che l'accademia non va. Vediamo un po'. Qui credo che la discarica e il magazzino bastino. Aumenta per caso il livello tecnologico? Aspettate. Degli edifici industriali. Ah, quindi questa potrebbe essere collocata vicino alle industrie, perché aumenta il livello tecnologico. Quindi possiamo, per esempio, sacrificare questa zona. Nelle vicinanze la dovrei mettere. Ecco, la discarica, per esempio, in questa zona fa un po' ribrezzo. Quindi la spostiamo e aggiungiamo la nostra accademia. Spostatevi. Ecco, così facciamo un duplice lavoro. Andiamo a migliorare il valore del terreno e andiamo a migliorare il valore, anzi il livello tecnologico delle nostre industrie. La discarica, vediamo se qualcuno mi può dare una mano. Fermiamoci no, andiamo piano, così. La discarica, vediamo di porla qua su, visto che siamo anche molto lontani dalla popolazione. E col passare del tempo vedremo di posizionare anche dei nuovi bruciatori di spazzatura. Allora, vediamo un po'. Cos'è questo? Installazione control net. Piazza una velocità per trasmettere alle tecnologie dell'accademia, quando il contenuto dell'accademia stessa non è sufficiente. No. Per adesso basta così. Intanto stiamo migliorando le aziende qua che vanno bene. Gli mettiamo qualche azienda in più. Ragazzi, poi le aziende le potremo mettere anche vicino alle case, perché non inquineranno più. Qua il terreno è di alto livello, ottimo. Vediamo un po' cosa fare. Qui c'è ancora un po' di spazio, quindi mettiamo qualche negozio. Visto che c'è un'alta domanda commerciale. Eccola qua. Soprattutto a basso reddito. Cosa serve qua? Nessun progetto di ricerca. Allora, vediamo che dice. I tuoi instancabili ricercatori non stanno conducendo nessuna ricerca. Seleziona l'accademia e scegli un progetto. Ricerchiamo. Che cosa? Megalio, sterilizzazione delle acque, amplificatori di energia e ecco, moduli high tech per la centrale eolica e la centrale energia solare. Credo che sì, questo voglio fare. Come si fa? Ah, già erano stati ricercati, quindi stiamo ricercando l'accademia a livello 2. Benissimo. Allora, accademia a livello 2, bene. Domanda commerciale alta ancora. L'ondata di incendi si è trasferita da noi. Ancora 8 morti al giorno. Mi sa che questa strategia non funziona. Perché qua ci sono solo 2 pazienti in cura? E qua quanti ce ne sono? Vediamo, c'è un problema di spazio a quanto ho capito, o di ambulanze. Qua ci sono 40 posti disponibili. Mi sa che proprio non riusciamo a prenderli, quindi gli mettiamo un'ambulanza in più. Queste cose al solito rompono un po' le scatole. La criminalità sta prendendo il sopravvento. Adesso vedremo di stare un po' più tranquilli. Aggiunge 500 studenti. Vediamo di mettere intanto un dormitorio
Qua vicino. Primo dormitorio per aggiungere popolazione. Non ci sono problemi di traffico, mi sa. Ah, ecco, cominciano. Guardate un po' tutta la città alimentata da questa unica pompa dell'acqua. Visto che ci sono problemi di acqua, vediamo di mettere vicino alla centrale una piccola pompa qua su. Iniziare a prelevare un po' d'acqua. Ok. Vediamo un po' come sta andando. Dovrò collocare al più presto, ragazzi, la centrale di riciclaggio per aiutare la grande opera. Tubi intasati con 40.000 dollari. Adesso mettiamo il tubo delle acque reflue. Tanto un attimo. Allora, come va qua? Le industrie, il livello tecnologico. Adesso a breve la ricerca procede lentamente. Servono lavoratori più agiati. Lavoratori ad alto reddito, basso reddito, medio reddito. Infatti. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi è venuta un'idea. Questo parco sostituiamolo con qualcosa di diverso. Eliminiamolo e gli mettiamo qua. Quanto costa? Questo 240. Costa meno. Questo costa di più. Visitatori. La fusione dei negozi. Vabbè, porta il futuro però questo. Mettiamolo qua. Potrebbe essere interessante. Eccolo qua. Allora, la piazza del millennio è stata appena adesso collocata. Speriamo in un'evoluzione diretta da parte della popolazione. Vediamo se possiamo aggiungere qualcosa. Ecco qua, senza dare fastidio a nessuno. Queste case verranno tutte rinnovate all'alto reddito. Anche qui, perfetto. E vediamo un po' se possiamo migliorare. Ecco qua, nuove ville in costruzione. Servono lavoratori agiati per la nostra accademia. Come va qua? I tubi sono intasati. Adesso andiamo a mettere il nostro. Questo vicino, vediamo un po'. Infatti potrebbe essere utile per ridurre tutti i problemi di inquinamento che abbiamo. Allora, intanto aggiungiamo questa strada, convertiamola. Ok. Non è che stiamo scavando troppo nel terreno. Facciamo così adesso, prendiamo. Ma l'accademia si può espandere? Mi sa di sì. Ci sono tutti i moduli qui. Attenzione. Allora, che cosa dovevamo fare? Volevo aggiungere, come vi avevo detto. No, il magazzino purtroppo no. Quindi sto filo, perfetto. Vediamo di migliorare sto pezzo di strada e andare da questa parte. Vediamo se possiamo aggiungere. Ma qua come? Voglio eliminare questo tubo qui messo. Lo voglio mettere da qualche altra parte. Ma dove lo posso mettere? Intanto qua ci sono problemi di energia. Stop. Vediamo un po'. Volevo collocare questo, perfetto, l'amplificatore di energia eolica, 40.000 dollari, aumenta l'efficienza della centrale elettrica ma richiede costi di manutenzione più elevati, per adesso ce la caviamo con un'altra pala. Ecco, com'è finita qui? Pendenza troppo ripida? Va bene. Ci siamo. Allora ragazzi, un attimino di confusione, non sto capendo più cosa fare. Allora, un attimo. Vediamo se ste palle iniziano a girare. Qui gli affari vanno discretamente, ci stiamo evolvendo. L'università è piena, perfetto, di ragazzi. L'accademia sta iniziando. La ricerca procede. Ecco, stiamo ricercando l'accademia a livello 2 a quanto vedo. Sì, sì. Però dobbiamo fare... Dobbiamo rinnovarci da questo punto di vista. Dove posso mettere questo depuratore? Che costa soprattutto un po' di più. Cioè, qual è la differenza? Questo è alimentato dal control net 26, questo però riesce a depurare molta più acqua. Perché allora hanno fatto? Questo tratta massimo 52,5 al giorno, massimo 70. Costa di meno però questo. Non lo so, vedremo. Intanto nessuno offre servizio perfetto, quindi siamo soli da questo punto di vista. Allora, fatemi pensare. Come vanno le cose intanto a livello di strade? Vediamo un po'. Mi sa che qua già possiamo espanderci. Adesso iniziano i guai. Mi pare che c'era un tasto una volta per migliorare le strade immediatamente.
Vedremo. Allora, finiamo queste strade qua. Media, 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 perfetto. Qua pure. È che ho un po' di confusione perché non so se mettere questo impianto oppure no. Di depurazione. Media, media. Qua è più facile perché siamo già avvantaggiati dalla parabola. Media, 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 media. Ci siamo. È un po' noioso potenziare le strade, però è importante. Guadagniamo tantissimi soldi a livello orario, guardate. Come va con la medicina? 4 morti al giorno, perfetto. Qua però sempre pochi ne riusciamo a prendere, Allora, voglio capire bene questa storia. Tasso massimo del trattamento di acque reflue 52,5. Ecco qua. Qui invece 26,3. Questo costa di più. Consente di trasformare direttamente le acque reflue in acqua potabile. Ah, quindi questo, diciamo, crea anche acqua. E va bene, allora possiamo fare uno sforzo. Questo non solo come dire, ci aiuta a livello di depurazione, ma riesce anche a inviare nuovamente l'acqua alle case, quindi è perfetto. E dove lo possiamo mettere? Aumenta il valore del terreno? No. Quindi facciamo così, tiriamo una bella strada. Così. Più in alto, perfetto. E vediamo se, ragazzi, se lo possiamo mettere qua in alto. Tiriamo per esempio una stradina così. Un'altra così. Un'altra, ecco, perfetto. Vediamo intanto se lo possiamo mettere qua. No. Voglio studiare un modo per collocarlo qua in alto. Ecco, qua c'è questa strada. Qua non va bene. Dobbiamo metterlo. Ecco, qua purtroppo la zona è pessima, vero? Vediamo un po' se qua va. Ci va, perfetto. Però vorrei, ecco, perfetto. Scavato nella roccia. Benissimo. Vediamo di andare a chiudere così, benissimo. Allora ragazzi, perfetto. Abbiamo collocato il nostro sterilizzatore di acque. Benissimo. E adesso acquisizione del segnale control net. Al più presto arriverà il control net, credo. Benissimo, qua le persone stanno arrivando. Ora con calma. Trattamento dell'acqua, perfetto. In funzione ma produce acque reflue. Di acque vicini. Ma questo control net dov'è? Quanto ne produciamo noi? Vediamo. Ecco, ne produciamo un bel po', quindi dovrebbe arrivare, ecco. Ci arriviamo, ce la facciamo. Dovrebbe iniziare a... Ecco qua. I fedeli arrivano, bene. Allora, siamo riusciti al solito a smaltire le acque reflue e a depurarle e a creare acqua. Perfetto. Ottimo. Ottimo lavoro. Abbiamo sbloccato le megatorri. Adesso ne metteremo qualcuna. Per esempio qui ne possiamo mettere una Elite addirittura con piano. Ma queste costano. Vediamo questa 120. Qua non ci entra, peccato. I tubi intasati. Ecco, mi sa che questo lo possiamo chiudere. Vai, vediamo se ce la facciamo a tenere tutte le acque della zona. Sì, mi sa che riusciamo a tenerle alla grande e a creare acqua. L'energia è appena superiore alla norma. Crimini, edifici bruciati, niente. Stavo pensando di mettere qualcosa di interessante qua su. Come per esempio il deposito commerciale dov'è? È qua che rompe un po' le scatole, però per il momento va bene. Siamo a 14.000 abitanti ancora. Ok. Cosa serve alla città? Vediamo. Allora, alto reddito. Vanno bene. Bene. Delusi ragazzi non sono. Aumenta il valore del terreno. Chi è che lo dice? Dov'è che il valore del terreno è inferiore alla norma? Chi è che è insoddisfatto? Forse da queste parti? Non lo so. No. Qua va bene. Andiamo qua. Odiamo questi edifici cittadini. Chi è che lo dice? No, ma neanche tanto. Voglio dare un'occhiata. Non ho capito che si chiama Pergoli la città. Che vogliono questi? I compratori non sono abbastanza. E vabbè. Facciamo così. Un'altra espansione cittadina. Allora, andiamo a mettere una nuova strada. Tagliamo così un attimo. Ritagliamoci un pezzo di spazio. E allora, una qui. Una qui.
Inizia a piovere. Formali. Vediamo cosa c'è qui. Aggiungiamo delle piazze. Perfetto. Una accanto. Perfetto. E un'altra. Ok. Mettiamo nuove case. Qui saranno un po' tristi per essere vicino a un deposito commerciale, però la strada è quella che è. Bene, come va qua? Iniziamo il progetto di ricerca. Allora, cosa facciamo? Facoltà di scienze, la grande opera fotovoltaica, la facoltà di ingegneria per la turbina verticale, la facoltà di scienze, ingegneria non ci interessa qui, medicina. Allora, ok, allora che cosa dobbiamo fare intanto qui? Ah, la grande opera! Qualcuno l'ha inaugurata. Le televisioni, addirittura. Ragazzi, iniziamo ad andare bene. Quasi abbiamo terminato con le televisioni, Wow, il metallo è facile da reperire, però le televisioni no. Benissimo, benissimo. Ragazzi, stiamo... Vediamo delle altre parti come sta andando. Qui non ne hanno ancora grande opera. Nelle altre zone, vediamo, qua sotto. Qua neanche. Queste città ancora no. Ah, qua sta giocando qualcuno. Questa regione qua su pure tenta di fare qualcosa, però ancora neanche loro la grande opera. L'abbiamo inaugurata noi, la stiamo costruendo. Allora, visto che ormai abbiamo fatto questo,